Notiamo con piacere che sono stati accolti i nostri suggerimenti dati durante la relazione alla legge di stabilità 2016 nel suddividere per materie più omogenee l'articolato. Tutti ricorderete, era la prima manovra che facevamo con le nuove regole, come fossero stati accorpati pochi articoli in tutte le materie di cui andiamo a trattare, mentre in questo caso riprendiamo le modalità adottate nelle passate leggi finanziarie che sono molto più agevoli da trattare. La norma nazionale che vede applicare contemporaneamente due importanti novità nella redazione dei bilanci degli enti pubblici, come l'armonizzazione e il pareggio di bilancio, diventa appunto efficace per la nostra regione a partire da quest'anno. Nonostante la normativa nazionale sia ancora in evoluzione e siano stati adottati per tempo molti accorgimenti che dovrebbero portarci al raggiungimento dell'obiettivo, non riusciamo a vedere in prospettiva come faremo il prossimo anno a non trovarci a discutere di una cifra d'avanzo simile a quella su cui stiamo discutendo in questo disegno di legge, ma soprattutto cosa accadrà della somma che non potrà essere ripartita nonostante gli spazi recuperati fra il fondo pluriennale vincolato, i rimborsi dei mutui e varie altre misure che permettono alcuni spazi di recupero. È superfluo dire che le rassicurazioni e le spiegazioni ricevute non sono sufficienti ad acquietare le nostre preoccupazioni. Sarà anche a causa delle modifiche normative, ma questo assestamento di bilancio ci sembra più che altro un agglomerato di interventi puntuali, aggiustamenti e rimpinguamenti vari, che non portano un preciso indirizzo, anche se in alcuni casi possono essere condivisibili, come ad esempio le poste sul contrasto al dissesto epidemiologico. Rimangono comunque irrisolti i problemi dei contributi a capitolo, forma elegante per descrivere le poste puntuali, che non solo sono usate per capire i contributi straordinari una tanto, anche eventualmente comprensibili, ma che a volte diventano quasi strutturali. Questa modalità di distribuzione delle risorse è evidentemente necessitata dalla totale mancanza degli strumenti di pianificazione e programmazione che questa amministrazione, come le precedenti, evita di portare a compimento. Il piano tutelato, il piano governo del territorio, il piano paesaggistico, qualsiasi pianificazione regionale che potrebbe dare indicazioni precise e a lungo termine per investire in maniera concreta e costruttiva il denaro dei cittadini, o non esistono, o sono nel limbo, o anche peggio, esistono, ma non vengono tenute in considerazione. Niente viene pianificato, programmato o coordinato. Molto si muove anche in settori come l'ambiente o l'efficientamento energetico, l'assetto idrogeologico, le infrastrutture, tutti importanti per la nostra economia e per il benessere dei cittadini. Ma le azioni vengono portate avanti a casaccio, con finanziamenti fine a se stessi e senza uno sguardo lungimirante. Cito un esempio: lo stanziamento per la scuola digitale. È inutile finanziare il digitale quando le nostre scuole non hanno il collegamento a banda larga. È inutile dare strumenti se poi la connessione non permette di utilizzarli. Infine, un'ultima conferma su quanto poco coerenti siano le scelte di questa giunta. Da un lato, la Regione pianifica, crea le UTI e, fra le varie misure, un fondo per gli investimenti degli enti locali da 25 milioni di euro quest'anno, che dovrebbe essere gestito dalle stesse UTI sulla base delle intese per lo sviluppo. Dall'altra parte, vengono stanziati dall'assessore Santoro 5,3 milioni di euro per le opere immediatamente cantierabili, più tutte le conferme di contributo previste dall'articolo 11 del presente disegno di legge. Quale direzione prenderanno tutti questi stanziamenti? Entrando nel merito di alcuni significativi interventi, dobbiamo rilevare che all'articolo 2, solitamente dedicato alle attività produttive, vede un importante sforzo di questa amministrazione rivolto a far ripartire il turismo. Risorse per promoturismo e archeologia, aggiustamenti normativi che ne permettono l'effettiva operatività rappresentano il fulcro di questa parte dell'assestamento. Un'agenzia che si deve occupare di molte attività,
efficace. Sarà la responsabile dei flussi turistici della nostra regione per i prossimi anni. Purtroppo, le prime notizie dal campo ci dicono che gli operatori turistici stanno subendo pesanti perdite in questi primi mesi rispetto all'anno scorso. Sicuramente il clima non sta giocando a loro favore, ma probabilmente questi cali sono dovuti a mancate prenotazioni, mancate programmazioni, scelte discutibili su grandi eventi da proporre, come se portare un cantante di fama internazionale che si esibisce per 3 ore e poi riparte nel suo tour possa risolvere i gravi problemi che affliggono le nostre località turistiche, soprattutto quelle di mare, che dovrebbero essere l'asse costante del nuovo piano operativo. Per quanto riguarda il rilancio impresa, continua l'attuazione della norma votata 1 anno e mezzo fa, ma le risorse impiegate in questa manovra sono poche e rimarranno ancora vuoti molti dei capitoli previsti dalla stessa legge. Quello che rimane costantemente presente invece sono gli stanziamenti a Camere per la gestione degli incentivi delle imprese e le convenzioni con Friuli e Emilia Veneto con le quali sono previsti 170.000 euro in più, a fronte di nuovi finanziamenti da l'intera legge di un solo milione di euro. L'impressione è che queste misure, a causa del loro apparato burocratico, costano di più rispetto a quanto effettivamente viene erogato alle imprese. All'articolo 3 notiamo alcune misure che apprezziamo e condividiamo, come gli interventi per le diagnosi energetiche, le colonnine elettriche o gli importanti stanziamenti per il dissesto idrogeologico e quindi la prevenzione. Ma rimangono drammaticamente inattuate misure volte a incentivare la riduzione dell'amianto dagli edifici privati o che ci aiutino a monitorare realmente e in via definitiva l'inquinamento delle realtà industriali più importanti del nostro territorio. Come rimane un mistero il disimpegno delle risorse dedicate ai comuni per la rimozione dei rifiuti abbandonati, causa carenza di domande. Eppure, non passa giorno senza una segnalazione riportata anche dalla stampa di casi di questi ritrovamenti. Anche qui un maggior coordinamento tra direzioni potrebbe anche in questo caso migliorare notevolmente l'efficacia degli interventi. E se le politiche relative alla tutela dell'ambiente, seppur non sostenute da una pianificazione completa, sembrano per la maggior parte buone, si scontrano poi praticamente con le non politiche portate avanti da altri assessorati. Dietro agli annunci di buona volontà, salvaguardia e tutela dell'ambiente e del territorio, nessuna reale azione a contenimento di nuova cementificazione e gli annunci di nuove strade o l'ennesimo centro commerciale sono all'ordine del giorno. E infatti, all'articolo 4, come già prima citato, dopo il volano opere, in questo assestamento troviamo il volano opere, 5.260.000 euro messi a disposizione per opere immediatamente cantierabili in comode tranche da massimo 600.000 euro, mentre la posta più consistente, 30 milioni di euro, ricade sul finanziamento del canale in fase di esaurimento dell'edilizia agevolata. Bisognerebbe scegliere da che parte stare. Se vogliamo mettere al primo posto l'ambiente e il futuro sostenibile di questa regione, oppure lo sviluppo incontrastato di infrastrutture di ogni genere, energetiche, stradali e commerciali. Noi di certo sappiamo da che parte stare. All'articolo 5 rileviamo che non c'è nessun intervento volto alla riduzione del traffico pesante su gomma. Moltissimi soldi sono stati investiti in passato in infrastrutture attualmente inutilizzate, ma tutta l'attenzione è rivolta a incentivare il traffico stradale producendo nuova viabilità. Gli scarsi e puntuali interventi volti alla sistemazione della ciclovia Alpe-Adria confermano le nostre perplessità rispetto al coordinamento delle politiche congiunte. All'articolo 6, il settore della cultura, non abbiamo niente di rilevante da segnalare, se non che, pur con l'avvio delle nuove modalità contributive, cioè dei bandi per la distribuzione delle risorse, non ci sembra, con queste modalità, che trovino spazio adeguato nuove realtà e proposte culturali e regionali, sulle quali, secondo noi, andrebbe investito maggiormente. Per quanto riguarda invece lo sport, con la delega al CONI della gestione dei progetti sportivi nella scuola primaria,
delega esclusiva che ci ha visto fortemente contrari in sede di approvazione del testo unico sullo sport, dovevano essere contestualmente aumentati anche i fondi per il progetto PES, unico progetto di attività notoria attualmente operante nelle scuole primarie. Pur coprendo tutti gli istituti della regione, il progetto non è attivo ancora nella maggior parte delle classi, a causa probabilmente di una carente offerta o di informazioni. In merito all'articolo 7, come ogni anno, pur assistendo a qualche timido tentativo apprezzabile, rimaniamo convinti che gli investimenti destinati a istruzione, università e ricerca siano assolutamente inadeguati per un territorio che decide di puntare sul futuro dei propri cittadini. Sappiamo che le risorse a disposizione sono sempre meno, ma proprio per questo il buon senso ci suggerisce di mettere al centro i bisogni dell'individuo: salute, lavoro, istruzione, servizi, crescita personale, a scapito magari di qualche opera infrastrutturale, di qualche ricapitalizzazione azionaria, di qualche investimento commerciale. Investiamo di più sulla gente unica di questa meravigliosa regione speciale. Sul versante della salute, l'intervento più significativo è l'azzeramento dei debiti riguardanti gli anni pregressi e il rifinanziamento da parte corrente degli enti del Servizio Sanitario Regionale. In questi due interventi sono confluiti gli ultimi dell'anno 2015 delle aziende sanitarie, che, a detta dell'assessore, hanno chiuso tutte con un avanzo positivo di debiti. Se la copertura delle perdite passate era un atto dovuto, troviamo però scandaloso che, in continuità con l'amministrazione precedente, questa giunta continui a fare utili sulla pelle dei lavoratori. I sindacati stimano che dal 2010 a oggi la Regione ha risparmiato oltre 50 milioni di euro sul personale sanitario e la carenza strutturale degli organici si riflette inevitabilmente sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini, come sull'applicazione di una riforma sanitaria che noi non condividiamo e di cui questa maggioranza non ha mai stimato i costi. Non saranno sufficienti le appena 200 assunzioni promesse dalla Giunta entro fine anno per far decollare una riforma che continua a essere al palo proprio perché non ha le gambe per poter essere portata avanti. Nel frattempo che scrivevo questa relazione è uscita l'informazione che nel 2015 i dipendenti delle aziende sanitarie regionali sono diminuiti di 142 unità rispetto al 2014. Se mettiamo in conto questi 200 annunciati, andiamo a malapena a coprire i posti che sono stati lasciati vacanti. Quindi facciamo molta attenzione a come si programmano le cose. Il resto dei provvedimenti riguardano i finanziamenti di progetti specifici, qualche deroga, semplificazioni normative e il coordinamento della misura di sostegno al reddito regionale con quella statale, su cui la Regione investe ulteriori 1,48 milioni di euro, ma che purtroppo non brilla ancora per la puntualità nell'erogazione del contributo. All'articolo 10 si prevede un aumento di capitale e una cartolarizzazione dei crediti per il rilancio della banca Mediocredito Friuli-Venezia. Per queste operazioni è prevista una somma pari a 17,6 milioni circa per l'aumento di capitale e a 14,3 per un'operazione di cartolarizzazione che in totale fanno il 10% delle risorse stanziate in questo assestamento. Ci viene detto che l'operazione di cartolarizzazione è definita in-house sia preferibile alla soluzione di mercato, anche se più costosa, per evitare operazioni squisitamente speculative e totalmente non curanti delle realtà industriali che stanno dietro alla sofferenza. Ebbene, nel corso dell'ultima audizione, il Presidente dell'Unicredito ha ribadito che il 58% delle sofferenze sono relative a operazioni fuori regione. In altra occasione è stato specificato che per la maggior parte riguardano operazioni nel vicino Veneto. Quindi la Regione Friuli-Venezia Giulia utilizza risorse dei cittadini di questa regione per salvaguardare imprese di un'altra regione. Non sarebbe forse
per impegnarsi a fondo per un obiettivo alto. Impostare qui dentro il Consiglio regionale, un nuovo metodo di lavoro in grado di sopravvivere a questa legislatura. Tutti insieme dobbiamo prenderci l'impegno di migliorare sostanzialmente la qualità dei documenti prodotti da quest'Aula, da questi uffici. Documenti che possono costituire davvero la base per un dialogo aperto, onesto e concreto. In assenza di questo impegno, come pare evidente negli obiettivi e nelle annunciazioni di questa legge di assestamento di bilancio, rimane per noi complicato e difficile dare fiducia a chi propone questi documenti sempre così imprecisi e frammentati nei finanziamenti e privi di una visione a lungo termine, di una progettualità, di una prospettiva di largo respiro. Ed è per queste ragioni che il nostro giudizio finale su questo importante provvedimento di certo non può essere favorevole.